e l'orizzonte che ci deve guidare in questa impresa. Desidero ringraziare prima di tutto la Presidenza nazionale e la delegazione regionale perché hanno sapientemente individuato la nostra città, la nostra chiesa che qui vive, in un luogo importante di discernimento per ciò che avviene nel nostro tempo. Per la nostra associazione diocesana è un'importantissima occasione, è stata un'importantissima occasione di condivisione e di comunione con le 31 aggregazioni laicali che insieme camminano nella nostra consulta. In particolare vorrei ringraziare anche la Papa Giovanni XXIII e Roberto Soldati, il suo rappresentante nella consulta, che ci hanno aiutato tanto per questo appuntamento. Ringrazio il Sindaco per averci concesso questa sala e la provincia anche per il patrocinio e ringrazio tutti davvero dello sforzo che hanno profuso per questo appuntamento. Il Signore ci illumini le nostre intelligenze e apre il nostro cuore all'ascolto. Grazie. Vorrei dire una cosa, noi siamo molto contenti del fatto di poter dire che la sala si è riempita, però vedo che ci sono alcune persone in piedi, allora vorrei dire che qui davanti qualche sedia vuota è disponibile. E prima di cominciare vorrei anche ancora dare la parola a Claudio Bissi, che è il segretario regionale del MASCI, del Movimento Adulti Scout Italiani. Grazie a tutti voi amici dell'Azione Cattolica, vi porto il saluto di tutti gli adulti scout della regione. Il MASCI è un movimento di adulti che credono in un cammino di educazione continua secondo i principi e i valori dello scoutismo. Anche noi come movimento siamo incamminati verso una settimana sociale che ci vede insieme a Reggio Calabria. E rispondendo a un invito del vostro Presidente nazionale rivolto al nostro Presidente nazionale, siamo chiamati come articolazioni regionali a intervenire, a partecipare ai vostri convegni che avete organizzato e che prestate qui a Rimini a celebrare. Il tema che si tratta oggi, che tratterete oggi, ci è ben presente perché anche noi come adulti scout della regione lo abbiamo trattato in vista del nostro incontro nazionale che abbiamo svolto in Sardegna nell'ottobre ultimo scorso. Mi rifaccio all'aggiornamento del biglietto che il Comitato Nazionale Preparatorio ha in quest'ultimo periodo aggiornato rispetto alla prima stesura. E faccio mie queste parole. Come aggregazioni ecclesiali siamo chiamati a declinare la nozione di bene comune in un'agenda di speranza. Noi siamo chiamati a sperare dentro questo frangente, ad andare avanti con speranza, non semplicemente perché questo momento passi, ma perché anche in queste circostanze sappiamo discernere le realtà e le esperienze migliori, quei segni, quei soggetti, quei processi, interpretando e vivendo i quali ci mettiamo all'opera per una città più aperta e abitabile per tutti. Imploriamo dunque quell'amore di cui si nutre l'impresa più dura, la conoscenza più rigorosa e la scelta più ardua. Sentiamo di poter ordinare i nostri sforzi secondo gli inviti che l'enciclica Caritas in Veritate contiene, a sviluppare un pensiero nuovo, ad intraprendere un discernimento caratterizzato da realismo, ad immaginare soluzioni nuove. Insieme ci attestiamo quindi ora all'appunto dei relatori, grazie ancora dell'ospitalità e confidiamo che questo convegno non sia l'unico in cui le nostre realtà possono camminare assieme per costruire nuovi orizzonti di servizio per il bene del Paese. Grazie. Allora, solo da parte mia poche parole per cercare di introdurre il senso soprattutto di questa iniziativa di oggi. Come molti sanno, il convegno che oggi ci apprestiamo a vivere insieme si inserisce all'interno di un più ampio percorso promosso dall'Azione Cattolica Italiana, costituito da 16 iniziative pubbliche, una per ogni regione ecclesiastica del nostro Paese. Iniziative che da alcuni mesi si stanno succedendo, con cui stiamo dando vita a una sorta di Giro d'Italia che
che è partito in ottobre in Basilicata, vive oggi la sua 11ª tappa e terminerà in aprile a Torino, in coincidenza con l'estensione della Santa Sindone. I 16 incontri pubblici sono stati pensati come contributo alla fase di preparazione della settimana sociale dei cattolici italiani, che come sappiamo si svolgerà il prossimo ottobre a Reggio Calabria sul tema Cattolici nell'Italia di oggi, un'agenda di speranza per il futuro del Paese. In vista di questo appuntamento importante, l'Azione Cattolica ha deciso di concorrere adesso, e soprattutto a una sua adeguata e diffusa preparazione, promuovendo una serie di incontri pubblici come questo, per ragionare pubblicamente sugli argomenti che saranno oggetto di riflessione durante i lavori a Reggio Calabria, con l'obiettivo di fare di questi incontri un'occasione di dialogo con le realtà territoriali, momenti di confronto con la società civile e con le istituzioni, momenti in cui valorizzare esperienze e competenze legate al territorio, soffermando di volta in volta l'attenzione sulle problematiche sociali e civili emergenti nelle diverse regioni italiane. Oggetto degli altri convegni che sono stati fatti e che verranno fatti sono tematiche tra loro legate ma anche differenziate: lavoro, legalità, crisi economica, cura per l'ambiente e per il patrimonio culturale, immigrazione ed emigrazione, questione meridionale e questione settentrionale. Sono tutte problematiche non facili da affrontare e che richiedono passione civile, una presenza competente e una capacità di testimonianza. L'Azione Cattolica ha da sempre, tra le sue caratteristiche fondamentali, quella di essere una presenza ramificata e radicata nel territorio, non solo in senso, per così dire, passatemi il termine, intraecclesiale. Anche se a volte in maniera poco visibile, l'associazione rappresenta senza dubbio una presenza significativa per il territorio anche da un punto di vista sociale, come luogo di maturazione della coscienza civile delle persone e come voce capace di contribuire alla riflessione comune. Un luogo di creazione di legami interpersonali, di rapporti intergenerazionali, di incontro tra ambienti sociali e professionali differenti. Un elemento quindi di costruzione e di rafforzamento del tessuto sociale, nel quale da sempre si formano persone capaci di portare fermenti vitali nella vita culturale, professionale, economica e politica del proprio tempo. Una realtà, la nostra, che quindi ha in qualche modo il suo patrimonio genetico quello di tentare di farsi carico del proprio tempo e del proprio luogo, nella speranza di contribuire così a costruire un'agenda di speranza per il nostro Paese. Anche per questo abbiamo voluto collocare l'incontro di oggi, con gli altri 15 regionali, in un luogo significativo per la sua natura civile, proprio come segno di apertura e di incontro con la società civile e con le istituzioni. E dicendo questo non posso che rinnovare in maniera non formale, ma veramente sentita, il ringraziamento all'amministrazione comunale di Rimini e in particolare al sindaco Alberto Ravaioli per la sensibilità con cui ha voluto mettere a disposizione questa splendida sala. E allo stesso tempo voglio ringraziare anche il Presidente della Provincia, Stefano Vitali, e il Presidente della Regione Emilia Romagna, Vasco Arlani, che hanno voluto concedere il patrocinio alla nostra iniziativa. Il senso di avere un'iniziativa non, tra virgolette, per soci, ma di confronto, di occasione, di incontro con la società civile e con la comunità ecclesiale è anche il senso di aver voluto coinvolgere nella realizzazione di questo appuntamento l'associazione Papa Giovanni XXIII, che non posso qui che ringraziare, lo faremo di nuovo ma lo voglio fare adesso, voglio ringraziare per aver accettato con entusiasmo la nostra proposta. La nostra proposta che nasceva dall'idea di incontrare e dialogare con il volto vivo della comunità ecclesiale, un volto che si spende ogni giorno per farsi carico delle realtà del tempo e del luogo nel quale siamo radicati. L'iniziativa di oggi nasce comunque in un percorso più ampio nazionale. Al tempo stesso si colloca anche in continuità con la riflessione che abbiamo intrapreso negli ultimi anni a livello regionale. Un cammino che
è stato scandito soprattutto da 2 convegni regionali tenuti nel novembre del 2008 e nel novembre del 2009, indirizzati proprio alla lettura del nostro